Cos'è per Montebelluna questo passaggio del Giro d'Italia? È una situazione importantissima, ma io mi auguro che sia solamente l'inizio, nel senso che sarà nostro compito organizzare anche o una partenza o un arrivo a Montebelluna. L'annuncio oggi durante la nostra diretta per il passaggio della Corsa Rosa per il centro di Montebelluna, giusto 20 anni dopo quella 13ª tappa dell'84esimo Giro d'Italia che partì il 1° giugno del 2001 proprio dalla Loggia dei Grani. Idee già chiare su costi e soprattutto tempi. Che passi per Montebelluna il prossimo anno non credo, perché ci vogliono almeno 2 anni di programmazione. Per cui probabilmente sarà per il 2023 che cercheremo di organizzare il tutto. Evento sportivo sentito particolarmente dai montebellunesi che non hanno ascoltato l'invito del sindaco medico di seguire il passaggio del Giro da casa. Ho chiesto perlomeno che tengano le mascherine, d'altronde con una manifestazione del genere è impossibile poter far distanziare le persone. Fortunatamente i casi a Montebelluna sono ormai ridotti al minimo e mi auguro che solo il fatto di tenere le mascherine possa contribuire a una non diffusione del virus. Montebelluna che non dimentica, dedicando il passaggio degli atleti alle vittime del contagio. L'abbiamo dedicata intanto a tutti coloro che purtroppo non ci sono più a causa del Covid. Credo che sia il modo migliore per ricordarli, con una grande manifestazione sportiva.